Allora, sostanzialmente però a questo punto siamo arrivati anche lì in un'altra fase interlocutoria, si sta lavorando in regione, poi ci sarà il periodo estivo, per arrivare sostanzialmente a cosa? Cioè cosa possono aspettarsi di positivo i cittadini o voi non vedete prospettive di lungo periodo? Ma, noi ci auguriamo che la discussione in Consiglio regionale porti a una definizione, come richiamavo prima, dove le garanzie dal punto di vista dei poteri siano definite nel migliore modo possibile. E poi pensiamo che vada aperto subito una discussione, un confronto per la ridefinizione del nuovo piano sociosanitario regionale, perché è il 2016, per cui è già in scadenza, a partire da una programmazione seria degli interventi e delle risorse necessarie per realizzare tutta quella struttura che richiamavo prima di filiera e di rete di assistenza territoriale. E noi chiediamo anche un ripensamento e un intervento sui meccanismi di compartecipazione, perché quella situazione che descrivevo è una situazione paradossale che va cambiata, così come bisognerebbe intervenire seriamente anche sull'approccio rispetto alle politiche sociosanitarie, mantenendo l'integrazione sociosanitaria, che è stata una delle cose di eccellenza che ha caratterizzato la nostra regione, ma che si rischia progressivamente di perdere, ma è anche puntando molto sulla prevenzione. Spesso pensiamo ai costi, alla riduzione dei costi oggi, senza pensare che gli investimenti che servirebbero oggi anche in termini di prevenzione produrrebbero a medio-lungo termine invece un risparmio molto più forte dal punto di vista degli interventi sanitari, delle cure e via dicendo. Per cui noi ci auguriamo che tutte le parti, a partire da chi ha la responsabilità maggiore, e cioè gli interlocutori politico-istituzionali, siano disponibili a un percorso di attuazione concreta di investimenti per la realizzazione delle cose condivisibili che quando si fanno le leggi, si fanno i provvedimenti, vengono messi in premessa ma che spesso restano lì e non vengono attuate. Un altro degli elementi che come sindacato richiediamo con forza è un coinvolgimento vero e non solo formale di tutte le strutture territoriali, intese. Cosa vuol dire questo? Parlo degli enti territoriali, per cui dei comuni. Perché non sono coinvolti, non c'è il progetto di legge prevede il coinvolgimento attraverso l'istituzione dell'assemblea dei sindaci, della conferenza dei sindaci, però non delinea in modo preciso che ruolo hanno realmente, che potere hanno, che funzioni hanno. Noi pensiamo che soprattutto in rapporto alle necessità di programmazione che valorizzi l'integrazione sociosanitaria, il ruolo dei comuni in sinergia ovviamente alle USL, ai direttori delle USL, sia un ruolo centrale e che dentro questo ruolo i distretti soprattutto, i distretti siano il punto dove fare la programmazione sociosanitaria e dove governare e costruire quella filiera di assistenza territoriale che è indispensabile per dare un servizio di qualità ai cittadini. Chiedo un attimo alla regia se può metterci nuovamente in onda i due messaggi che sono arrivati, che non abbiamo avuto modo di leggere, così li commentiamo anche un attimo insieme. Vediamo un attimo. Allora, un messaggio che dice: ho appena visto una pubblicità sulla vostra emittente che conclude dicendo io non spreco, e tu, io di sicuro non spreco, ma i nostri politici forse le risorse ci sarebbero per fare molte cose. Qui ci si aprirebbe un capitolo enorme perché vediamo la corruzione e quant'altro. Scusate, io ho 24 anni lavorati e 23 in regola, 75% invalidità civile, 59 anni, sola e con affitto e adesso a casa senza stipendio. Mi dite cosa una fa? Grazie, Claudia. 59 anni. Sono le situazioni vere. Allora, 75% di invalidità rientra nelle categorie protette che hanno qualche diritto di essere preferite rispetto bisogna vedere più requisiti, perché la situazione è individuale, si rischia di dire cose inesatte, per cui ovviamente dal punto di vista della sua situazione l'invito alla signora è di andare a rivolgersi a un però se invece fosse necessario che a 59-60 anni dovesse ancora lavorare per n anni, è comunque uno dei tanti casi vergognosi, non la signora vergognosa, certo, la situazione che non viene governata dal nostro sistema. Infatti il sistema pubblico dovrebbe riuscire
a garantire risposte collettive generali, ma anche risposte individuali rispetto alla condizione individuale e soggettiva delle persone. Per quanto riguarda l'altra osservazione da parte degli telespettatori, sugli sprechi si potrebbe fare tantissimo, è uno dei terreni principali su cui si potrebbero recuperare risorse per investimenti pubblici, per le tante cose che abbiamo detto anche in questa ultima mezz'ora. A partire da un presidio e un intervento vero, sostanziale, concreto sul terreno della legalità, sul terreno della lotta alla corruzione e anche sul terreno della lotta agli sprechi. Sono cose diverse, ma tutte insieme. Qui non si è fatto praticamente quasi nulla, insomma, ben poco. C'è molto in termini di elaborazione e anche in termini di evoluzione legislativa. C'è poco in termini di attuazione concreta di questa evoluzione, c'è poco, mi permetto di dire, anche in termini di controllo, di sistema di controllo. E anche qua richiama il ruolo del pubblico, perché se nella logica della riduzione dei costi, della riduzione del pubblico, si riducono progressivamente tutte le strutture di vigilanza e di controllo in tutti gli ambiti, dalla lotta alla corruzione alla regolarità contributiva e fiscale e alla sicurezza sul lavoro, è chiaro che dopo è difficile rendere concrete alcune previsioni e alcune normative che potrebbero in sé essere anche positive. No. Questo è uno dei problemi più grandi, spesso sia a livello nazionale che a livello regionale. Si fanno leggi e normative che apparentemente hanno delle finalità condivisibili, però in qualche caso i contenuti specifici vanno in una direzione diversa. In altri casi, anche quando c'è coerenza, non c'è un sistema di controllo e di vigilanza che consenta di sanzionare, di rendere esigibile. Bisogna controllare tutto nel nostro paese. Noi, per esempio, abbiamo appena richiesto alla Regione un confronto sulla questione degli appalti, c'è il nuovo codice degli appalti. L'abbiamo fatto unitariamente con il CGIL e CISL del Veneto, perché vorremmo riuscire a definire con la Regione, con la Giunta, col governo di questa Regione, un protocollo. È vero, si fanno tanti protocolli, insomma, delle linee guida, ma la Regione è anche un soggetto importante come stazione appaltante, per cui avrebbe anche quell'importanza, per recepire il nuovo codice degli appalti, per migliorarlo, perché alcuni elementi che sul piano sindacale chiedevamo venisse inseriti nella legge, alcuni sono stati accolti, altri no, per cui però crediamo che ci sia uno spazio di ulteriore miglioramento, diventino i vincoli a monte dei bandi di gara nell'assegnazione di opere, servizi e attività a cui tutta la pubblica amministrazione, per quanto riguarda di competenza diretta della Regione, ma che sia un orientamento anche per tutte le altre amministrazioni, facciano riferimento. Gli ulteriori miglioramenti aggiuntivi da parte sindacale riguardano le certezze su quelle che chiamiamo clausole sociali, che quando c'è un cambio d'appalto ci sia la garanzia di chi subentra del mantenimento del livello occupazionale delle persone che lavoravano in quell'appalto, che ci sia il vincolo all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che ci siano le verifiche e la certezza sui versamenti contributivi oltre che sui versamenti fiscali. Per fare questo si può scriverlo, ma se dopo non c'è un sistema che va a verificare e controllare, poco si può fare. Allora, però su questo sarebbe importante anche farlo a monte, introdurre dei vincoli a monte dei bandi di gara, prima delle preselezioni, perché diventa un prerequisito per poter accedere, quindi al controllo maggiore. Paolo Righetti, grazie del suo intervento, grazie siamo arrivati al termine. Grazie ai telespettatori. Quindi infatti ringraziamo di averci seguito, noi riprenderemo in mano un po' la situazione, faremo il punto dopo l'estate a questo punto, domani ci rivediamo però, grazie. Volentieri, buongiorno a tutti.